nacque Sabato 29 febbraio, Sant'Ilario. È il 60° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 306 al termine. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 17:57. La luna si leva alle 9:34 e tramonta alle 23:39. Muore a Roma l'attore Ferruccio Benini. Nato a Genova ancora bambino, debuttò al Teatro di San Benedetto a Venezia con una sola battuta: Roma deve essere la capitale d'Italia, che gli procurò il primo interminabile applauso della sua carriera. Sensibile e spiritoso, interprete anche del repertorio goldoniano e di farse di moda a quel tempo, il Benini riusciva a caratterizzare il personaggio attraverso una recitazione a toni sommessi e sfumati. Le previsioni per domani. Nella prima parte della giornata cielo molto nuvoloso o coperto, in seguito annuvolamenti alternati a schiarite più precoci sulle zone occidentali. Probabilità alta, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio, di precipitazioni diffuse di modesta o moderata entità. I fenomeni saranno meno probabili e più localizzati nel resto della giornata ed interesseranno fino al mattino maggiormente le zone montane e nel pomeriggio le zone orientali. Limite della neve intorno a 1000-1200 metri, anche un po' più basso sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione in pianura, senza notevoli variazioni o in leggero aumento in montagna.